Presentato stamani al Libero Consorcio di Agrigento il raduno Ferrari, denominato 500 miglia di storia, alza e cultura, alla presenza del presidente del Ferrari Club Italia, Vincenzo Gibino, e del presidente dell'ACI di Agrigento, Salvatore Bellanca, che si terrà dal 26 al 28 settembre prossimo. Sì, il giorno 27 si svolgerà ad Agrigento una tappa del raduno delle 500 miglia delle Ferrari, organizzato dal Ferrari Club Italia, l'unico club di Ferrari autorizzato dalla Casa del Cavallino Rampante. Io ringrazio l'onorevole Gibino, il presidente del Ferrari Club, proprio per aver accettato il mio invito a voler fare tappa ad Agrigento per fare la promozione del nostro territorio e delle nostre bellezze architettoniche come quelle della Valle dei Templi e come quella della Scala dei Turchi. Questo raduno sarà dedicato fondamentalmente a quelli che sono i ferraristi di Malta. Questo non è un semplice solo raduno di autovetture, di una vettura con un marchio iconico come quello della Ferrari, ma deve essere inteso anche come un ponte tra due civiltà che hanno la medesima cultura mediterranea e quindi che si possa instaurare un rapporto tra le due civiltà. Credo che queste manifestazioni debbano proseguire. Noi auspichiamo che l'onorevole Gibino ci possa dare la possibilità nei prossimi anni di riformulare nuovamente questa tappa ad Agrigento, e questo è possibile anche grazie alle amministrazioni, al sindaco e anche al presidente della provincia, che hanno dato la loro disponibilità affinché questo evento si potesse svolgere. Sì, è ovvio, è un onore per Ferrari, ma spero che lo sia anche per tutti i cittadini di Agrigento e chi vive questa splendida area di vedere per la 500 miglia di Sicilia nella giornata del 27 di settembre queste Ferrari che solcheranno queste strade, si fermeranno nell'area archeologica della Valle dei Templi per poi andare a fermarsi a pranzo e godere della straordinaria effetto scenografico della Scala dei Turchi. In realtà questi eventi motoristici che stiamo organizzando da qualche anno a questa parte, non ultimo proprio il tributo Targa Florio che poi si svolgerà nel mese successivo e che ho ideato nel 2010, mirano a creare un focus per cui abbiniamo il nome delle Ferrari, conosciuto in tutto il mondo, finalizzato alla valorizzazione della cultura del luogo, dei monumenti, dell'ambiente, dell'enogastronomia. È chiaro che in questa sintesi tutti quelli che con le Ferrari verranno qui diventeranno ambassador del bello di quest'area e corrispondentemente tutti coloro che si troveranno sul posto perché lo vivono, perché sono turisti, vedranno le bellezze di queste Ferrari coniugarsi con la scenografia e la coreografia naturale che è propria di questa terra.